A telefono Riccardo Zanellato, polesano, uno dei più importanti bassi del mondo. Abbiamo visto un tuo post, Riccardo, su Facebook, dove appunto parli di una tua tournée che hai fatto in Giappone. Hai fatto un Macbeth diretto da Riccardo Muti, e quindi volevamo saperne un po' di più. Innanzitutto, adesso dove ti trovi? In questo momento sono a Madrid dove devo cantare un requiem di Mozart fra pochi giorni, il 29 e il 30, quindi un po' di corsa da un emisfero all'altro, insomma. Però finalmente si riprende a fare qualcosa, finalmente, perché questo periodo così assurdo ha lasciato tutti con uno stato d'animo, una situazione così inimmaginabile, insomma. Ecco, Comunque, sì, scusa. No, ti volevo chiedere, ma in Giappone le misure anti-Covid come sono? molto, molto restrittive. Devo dire che però poi la gente li sta vivendo quasi in modo normale. A parte che erano già A abituati parte questi loro. giorni che ho sentito dire, sì, a parte questi giorni ho sentito che appena c'è un attimo un picco che si rialza, fanno un lockdown di 2 settimane e riportano le cose. Infatti credo che in questi giorni abbiano deciso di fare un paio di settimane di lockdown per evitare gli incrementi, però in quei giorni sono stato, allora, a parte i 14 giorni di quarantena, ma tu considera che già solo uscire dall'aeroporto quando sono arrivato ci abbiamo messo 4 ore. C'è un'infinità di step dove bisognava dare dati, motivazioni, dove ti fanno scaricare delle applicazioni, dove controllano giornalmente lo stato di salute, il luogo dove sei, ovviamente non ti potevi muovere, così è stato fatto, e poi controlli tipo tamponi, un tampone un po' diverso rispetto al nostro, ma controllo dei test, ecco. E continuamente, ringraziando il cielo, è sempre stato tutto negativo, e siamo arrivati finché poi, uscendo dalla quarantena, siamo andati a fare questi unici 2 o 3 giorni di prova col maestro e poi le recite e col pubblico, ed era emozionante ritrovare di nuovo il calore del pubblico, che è un alimento, proprio un alimento fondamentale per la buona riuscita di uno spettacolo. Questo lo immagino. Ma tu che sei un globetrotter, quindi giri veramente tutto il mondo, come sta influendo, ma anche sulle persone, questa pandemia? Cioè, secondo te c'è un comune denominatore, tutti i popoli lo stanno soffrendo, o qualcuno in maniera più importante o meno importante? Guarda, per quello che ho visto fino ad ora, sicuramente tutti ne stanno soffrendo, perché anche dal punto di vista proprio di interazione umana le cose sono cambiate parecchio. Si fa fatica, ci si incontra, o la stretta di mano non c'è più, c'è la gomitata, che alla fine non so quanto sia opportuna, però un modo di dimostrare, o delle volte il pugno, così, però è cambiato, ma non solo, proprio umanamente, psicologicamente, avere accanto delle persone adesso ti porta a uno stato un po' di ansia, non è solo per me, no, è vero. Per tutti, ed è una cosa che ha creato un grosso deficit dal punto di vista interattivo, e credo che sarà dura uscirne, e speriamo di uscirne. Ecco, in ogni caso il tuo carnet di impegni è completo fino, mi dicevi, il 2022, o sbaglio? Ma quello era così. Ora, sai, l'anno precedente, il 2020, ed ora il 2021, sono stati dei cambiamenti, delle cancellazioni, per cui si mantiene, per anche una volontà di voler pensare a un futuro più sicuro. Però poi le cose si svilupperanno man mano. Per ora, diciamo, questo Macbeth col maestro a Tokyo è andata bene. Ora c'è questo Requiem qui a Madrid, e poi, poi sono in commissione a un concorso. L'altra cosa bellissima è che sempre col maestro Muti sarò in arena questa estate, a giugno, per una Aida.
ed è un ritorno. Maestro Muti è stato in arena una volta sola, questa sarà la sua seconda volta, quindi è un evento straordinario. La mia perplessità è che se continua questo ragionamento del coprifuoco alle 22 sarà un problema. Aprire teatri. E come fai a fare uno spettacolo se c'è luce fino alle 9? È vero. Dalle 9 alle 10 non puoi fare un'opera, quindi è come dire: venite a mangiare, c'è cibo per tutti, però il cibo è... Ci sarà poi pubblico anche in Spagna, primo, e poi c'è anche lì c'è il coprifuoco? Sai che non ho ancora chiesto, sono arrivato ieri, ancora devo capire. Ieri ho fatto una passeggiata e qui sono andato nella piazza, come si chiama? Plaza Grande, mi pare. E la città è bellissima, ma c'è poca gente intorno, però i locali sono aperti, qualsiasi ora la gente è dentro, mangia. La mascherina è obbligatoria, anche se vedo spesso qualcuno che senza, però ecco, c'è questa attenzione. Ora conoscerò meglio nei prossimi giorni. Riccardo, ti ringrazio per la disponibilità che mi dimostri sempre, e questo mi fa piacere. A te posso dire solo che sei veramente un orgoglio polesano, e guarda, giuro, a me fa un piacere enorme dire io sono amico di Riccardo Zanellato. Io faccio, quando mi fai questi complimenti, quando parli di orgoglio polesano, mi imbarazza molto, perché io credo di essere, sono sempre il solito Riccardo, che cerca di fare al meglio quello che gli è stato, il dono che gli è stato dato, e semplice, insomma, ecco. E ora non voglio neanche peccare di modestia, non va bene neanche così, però ti garantisco, mi sento sempre la stessa identica persona, quindi il piacere di essere amico è assolutamente mio. Fuggi mio figlio, a tradimento.